tutti e grazie per essere ancora con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi abbiamo Mara. Buongiorno Mara. Buongiorno, buongiorno Adele, buongiorno a tutti. Mara è, diciamo un'amica con la quale ho un'affinità elettiva perché ci siamo incontrate alla presentazione dei nostri libri a Milano e da allora è rimasto un contatto sottile che non ci ha mai diciamo allontanato in maniera definitiva, anzi negli anni ci siamo sempre risentite. Mara mi ha invitato anni fa a una sua trasmissione radiofonica a Milano e mi è sembrato giusto ricambiare la visita con questa piccola intervista per il nostro canale. Mara, come avete letto dal titolo di questo video, si occupa di benessere, ma benessere è una parola che ti apre degli scenari enormi, per cui io inizierei subito con la prima domanda, Mara. Ma per te la parola benessere, che ruolo avrà nel mondo che verrà? Allora, grazie Adele di questo spazio. È sempre diciamo per me è sempre, interessante parlare di benessere. Il benessere che io ho in mente oggi e che io ho in mente per il futuro, forse è un diciamo un concetto che, ad oggi non è seguito da tantissime persone. Benessere per me vuol dire prendersi cura di se stessi, non diciamo, in maniera, egoica, ma curare se stessi e per prima cosa il proprio corpo, perché il nostro corpo abita il nostro spirito, la nostra anima. Se non curiamo bene il nostro corpo con l'alimentazione o con delle cure adeguate, come fa questo benedetto spirito, questa benedetta anima a, stare bene? E oggi ne vediamo un po', il frutto, un po' i risultati di questa mancanza di cura vera. Benessere è una parola che io sposo al concetto di cura. Il concetto di cura che parte, secondo me, e anche con le persone con cui condivido il mio lavoro, dalla scelta del cibo giusto. Quindi oggi siamo, subissati di concetti anche falsi su quello che è il cibo giusto, il cibo che fa bene alla nostra salute, perché la parola benessere si è, troppo fusa con un concetto di marketing. Per cui io nel mio lavoro, io mi occupo sia di alimentazione per i nostri animali, ma anche di alimentazione sana per le persone, perché ho 2 qualifiche, no, e ho cercato di sposare un po' in un lavoro unico questa mia questo mio desiderio di portare cura. Questa parola si è avvicinata troppo a un concetto proprio di marketing, quindi io passo tanto tempo a parlare con le persone dicendo che cosa non comprare al supermercato, da che cosa non farsi sedurre, soprattutto noi donne che abbiamo ancora dei concetti di benessere che si sposano a degli ideali estetici. Il benessere non è un ideale estetico. Noi stiamo bene con noi stessi e avremo, ad esempio, il peso che è pensato per la nostra struttura fisica quando noi stiamo bene interiormente. Quando noi stiamo bene interiormente, la nostra persona irradia una luce, che è una luce di salute, che è di benessere interiore. Chiaramente questi concetti, Adele, non sono, diciamo, non interessano a tantissime persone, con mia grande sorpresa. Non sono sorpresa invece io affatto. Io mi sorprendo tutte le volte del fatto che magari le persone mi chiedono: "Ma dottoressa, ma, non mi può dare dei pasti pronti? Non mi può dare dei pasti sostitutivi?" E io dico: "No, perché questi pasti pronti sono nati per l'emergenza, per quella volta che io non ho proprio tempo, ma se io voglio prendermi cura di me, devo passare da un concetto diverso, che è quello della scelta di quello che io mangio." E mi stupisco sempre del fatto che le persone non vogliano dedicare del tempo, con tutto il tempo che noi sprechiamo in attività poco utili, non vogliano dedicare il proprio tempo alla scelta di quello che mangiano, che è la prima scelta di libertà che abbiamo. È una scelta che definisce la nostra salute o la nostra malattia ed è una scelta di libertà. Ecco, io la vedo in questo senso. Ma allora, facciamo allora, visto che hai già fatto una premessa anche sull'oggi,
la domanda successiva sarebbe stata: cosa stai facendo adesso? Tu adesso mi hai detto hai aperto uno studio con tuo marito, parliamo anche delle tue qualifiche, Certo. che in modo che anche gli ascoltatori possano capire da dove parti. Diciamo subito che tu sei, fra virgolette, un medico divergente. Allora, ho costruito la mia attività lavorativa sulla mia personalità, che è sempre stata fatta di tante passioni, di tanti amori smisurati. Io nasco come medico veterinario e sono un medico veterinario, sono sempre stata da quando mi sono laureata, ma lo ero a 5 anni, perché a 5 anni dissi a mio padre, come si chiama papà il medico degli animali? Voglio fare quello. Negli anni io ho spostato la mia passione sull'alimentazione, quindi anche per gli animali, ciò che secondo me era il primo atto di cura era scegliere un alimento giusto. Mi sono appassionata di alimentazione umana successivamente per delle ehm, problematiche è una parola sbagliata, delle scelte mie personali. A 23 anni io ho smesso di mangiare carne e quindi sono stata un medico veterinario che ha scelto di non mangiare più carne e successivamente di non mangiare più animali. Perché? Perché io sono un medico veterinario e amo gli animali. Quindi tante volte poi devi spiegare queste cose che per me sono assolutamente conseguenziali e logiche a persone che ti guardano con un occhio così un po' perso, perché non rispondi a categorie a cui sono abituati. Quindi divergente sempre, anche nella costruzione di un'attività che oggi è composta, anche grazie all'incontro con mio marito che è un gastroenterologo divergente al massimo e si occupa di omeopatia, quindi ho diciamo, avuto la possibilità di approfondire anche le medicine complementari, perché poi ho fatto una scuola di omeopatia, l'ho studiata, mi sono diplomata in terapia alimentare umana e quindi oggi posso esercitare queste due professioni che per me sono una, e sono appunto l'amore per l'alimento sia per il mio genere umano che per gli animali che io amo. Cibo che è sicuramente diverso a seconda della persona che andiamo a visitare, a consigliare, ecco perché io non visito le persone, consiglio alle persone, mentre visito gli animali perché sono un medico, quindi ecco, ci tengo a distinguere. Io penso che oggi, io non voglio interromperti, però sicuramente una cosa che noi dovremmo, e quindi col tuo lavoro, poi mi dirai tu se, io sento che oggi c'è proprio un'esigenza di disintossicazione, perché Certo. io stessa mi sento intossicata e pensa, io adesso vivo in campagna, però nonostante questo, a parte le scie chimiche che sono 2 settimane che non si vedono più, questa cosa mi preoccupa, eh, e a parte tutto l'inquinamento normale che abbiamo, eccetera, eccetera, cioè, pensa a chi vive in città, che grado di tossicità che ha nel suo corpo. Puoi Allora, farmi qualcosa su queste cose? allora, sicuramente il nostro stile di vita è fonte di intossicazione, quindi questo chiaramente i suoni, le luci, lo smog, quello che noi respiriamo, quello che ci mettiamo addosso ogni giorno, le sostanze chimiche che noi ci mettiamo oggi addosso generano tutto l'insieme di queste cose insieme al cibo che noi mangiamo, insieme ai nostri processi fisiologici. I nostri processi fisiologici naturalmente producono delle tossine, quindi noi abbiamo una infiammazione che è endogena e che è esogena ed è abbastanza inevitabile. Oggi che cosa noi osserviamo che trovo interessante da riferire qui a chi ci ascolta? Una sorta di sindrome che si chiama sindrome da sovraesposizione chimica, che è dovuta a tutta quella serie di molecole che la scienza studia nei suoi effetti singoli, ma che non potrà mai studiare nei loro effetti sinergici. Quindi queste sostanze che interagiscono fra loro nel nostro corpo e nella nostra psiche, perché l'hanno chiamata sindrome e pochissimi medici ne parlano e sono soprattutto coloro che si occupano di patologie croniche
hanno appunto constatato una serie di sintomi che fa di questa patologia una sindrome, che può essere la difficoltà a dimagrire, l'ingrassamento, le patologie allergiche, le patologie asmatiche, le patologie cutanee, le patologie comportamentali, persone che hanno comportamenti non consoni alla loro, diciamo, persona, e questa sindrome oggi è sintomo di tutto ciò che ci siamo detti, quindi uno stile di vita inadeguato, un cibo inadeguato, un ambiente inadeguato. Cosa possiamo fare noi? Sempre attenzione allo stile di vita, perché noi siamo nati per muoverci e stiamo fermi 15 ore al giorno, e già di per sé sia il corpo che la mente di questo animale nato per muoversi, poveretti noi insomma, no, quindi ci comportiamo come se fossimo dei fossili, dei neanche dei E vegetali. obblighiamo i bambini a star seduti nei banchi 8 ore al giorno, Esatto, diciamolo. esatto. Questo una serie di cose possiamo dire. Quindi non ci muoviamo più, mangiamo male, mangiamo cibi pronti, preconfezionati, non freschi, conservati, quindi tutta una serie di cose che, facilitano questa sindrome da sovraesposizione di sostanze chimiche. Allora ogni 2 o 3 mesi, quello che io consiglio alle persone, 2 volte l'anno, facciamo un bel periodo che chiamiamo detox, che non è quella cosa che va di moda, è quella cosa che diciamo a noi stessi: da oggi faccio più attenzione al mio stile di vita, cerco di dormire, perché le persone non dormono più. Io chiedo, faccio 1000 domande alle persone, e una è: "Com'è signora il suo sonno?" E le persone mi dicono: "Ah, ma dottoressa, ma io non dormo da 25 anni." Ma perché sono fatta così, perché mia mamma era insonne, perché mio nonno non dormiva. Tutta una serie di giustificazioni che noi diamo a comportamenti che ormai abbiamo acquisito, ma noi siamo animali diurni, ricordiamo che siamo animali diurni e che per ancora forse 200, 300 anni siamo programmati per dormire la notte. Quindi dormire la notte è la base della nostra salute, e queste cose le leggiamo di rado, no, come se ci fossimo geneticamente modificati. Il nostro sistema, della ghiandola pineale funziona come l'uomo, di È delle così, è caverne. così, è Quindi la così. nostra melatonina ha diciamo implicazioni, 1000 implicazioni sul nostro metabolismo, sul nostro sistema immunitario, 1000 cose. Quindi, progetto di salute vuol dire un paio di volte l'anno occuparsi del corpo, occuparsi del cibo e del mio stile di vita, movimento, sonno, occuparsi di come faccio la spesa, di cosa porto in tavola, di come cucino. Io so che, perché lo faccio io su me stessa, che i benefici sulla salute sono immensi. Okay. O perlomeno ci rendiamo conto, perché noi siamo bravissimi a abituarci a 1000 malesseri, cefalea, mestruazioni dolorose, insonnia, ingrassamento, nervosismo, allergie, dermatiti e tutta una serie di altre cose. Noi siamo abituati a dire: ma perché è, il periodo, ma perché vivo in città, ma perché mia mamma era cefalgica, ma perché mio nonno era celiaco." Quindi tutta Sì. una serie di, scusanti che ci. Esatto. Comunque m'hai fatto venire in mente che anche nello yoga ci sono 2 mesi 2 volte all'anno i periodi detox che si chiamano con la tecnica dello Shank Prakshalana, che è proprio la pulizia dell'intestino, che per loro è il diciamo, secondo la loro cultura, il 99% delle malattie partono da lì. Ma vorrei passare all'ultima domanda che riguarda qualcosa che ci hai già anticipato, cioè il tuo essere bambina. Parlaci di come Mara era da bambina e in qualche modo, aveva già chiaro che sarebbe diventata veterinaria, che voleva aiutare gli animali. Parlaci di questa perché per esempio una cosa io, te l'ho anche anticipata, una cosa che noi facciamo coi bambini, noi non li ascoltiamo. Noi abbiamo un'idea di quello che vogliamo che loro diventino e non diamo loro il modo di invece dirci quale missione sono venuti a compiere sul pianeta, no, basterebbe ascoltarli. E tu a 5 anni già sapevi, hai avuto genitori che ti hanno aiutato
I in miei questo genitori senso? avevano a cuore, questo mio sogno, quindi io ringrazio sempre loro, anche in tutti i miei libri, per aver, alimentato questa mia scintilla, e nessuno amava gli animali nella mia famiglia, quindi, non sono nata in una famiglia dove gli animali erano familiari. Quindi sono la prima veterinaria in questa famiglia di laureati in materie letterarie o matematica, insomma, ma medici veterinari non ce n'erano. Io ho amato la natura da sempre, ma la medicina veterinaria mi ha anche molto deluso, perché una volta laureata io non mi sono ritrovata in quello che era Che volevano la mia volevano scelta, che tu facessi. in quello che proponevano come la medicina veterinaria. Me ne sono distaccata per un po' di anni, ho fatto altre cose, poi mi sono riservata di rimettermi a studiare, appunto delle cose che avevo, che mi appassionavano, quindi grazie all'amore per l'alimentazione sono tornata al mio primo amore e ho scoperto che quella medicina lì esiste, quella medicina lì è l'idea che io ho di cura esiste, che non me ne devo vergognare se prescrivo un farmaco omeopatico o un fitoterapico, o consiglio a una mamma, o una mamma, diciamo, sia di animali che di bambini, di parlare con i propri figli o i propri animali, che sono consigli che si possono dare e di cui il medico non deve vergognarsi. Quindi ho accettato negli anni, ma devo dire dopo i miei 40 anni, io ne ho 49, ho accettato appieno questo mio essere divergente, che mi ha creato non poche difficoltà, penso che tu possa Immagino, capirmi. immagino. Ehm Sarà stato avrai avuto una bella pressione sociale per questa tua divergenza, almeno nel campo del tuo lavoro, È ecco. una divergenza, e soprattutto nell'ambito dell'essere donna, diciamo amare le medicine, complementari, o i rimedi, diciamo così, più dolci, viene attribuito all'incapacità medica di scegliere una via chirurgica con decisione o una via medica più, diciamo, aggressiva. Quindi io devo ringraziare anche tante colleghe che mi hanno indirizzato nuovamente su quella che era una idea che io avevo dentro, ma che non trovava appoggio all'esterno, quindi devo ringraziare delle persone che mi hanno fatto capire che si può fare questa cosa, e soprattutto testa alta senza vergogna. Io, insomma, ti conosco anche come madre che ha scelto di far fare alle proprie bambine, percorsi scolastici alternativi. Volevo chiederti, hai un consiglio da dare in chiusura, perché la nostra intervista è finita, Sì. alle mamme che hanno in questo periodo un'indecisione su che, diciamo, strada percorrere per, insomma, più consono a dei bambini nella nostra società? Che è difficile senza dubbio, di leggere tanto, perché io ho avuto la mente e il cuore che si aprivano, grazie alla lettura di tanti personaggi divergenti, e di seguire. Allora allora consigliamo anche il mio libro, Allora "Pedagogia è un'arte in consideriamo divenire", anche il tuo libro, Adele, che io ho letto, come sai, e che dà qualche di piccolo consiglio. sì, 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 assolutamente, e di seguire il proprio istinto d'amore, cioè di non seguire, una cosa che ha a che fare e che aderisce di più alla nostra anima, un istinto d'amore che non ci fa sbagliare, secondo io ho seguito il mio istinto d'amore. Quindi anche parafrasando la Tamaro: "Va dove ti porta il cuore". Sempre. È un bel faro, diciamo, il cuore in questo Sì, senso. se non allora dobbiamo liberarlo da una serie di strutture, che ci hanno appiccicato, ma se seguiamo un istinto d'amore, è difficile che ci sbagliamo. Sì, sì. Ma infatti tutti i nostri percorsi come Libera Università, come Scuola Agire, sono volti proprio al decondizionamento, perché così è il nostro modo per aiutare genitori ed educatori che vogliono in qualche modo uscire dal recinto della scuola tradizionale.
perché di quello si tratta, il Certo. recinto, parlando ancora di animali. Purtroppo di animali non tanto felici, perché quando li metti in un recinto bisogna vedere quanto son felici. E noi parliamo di bambini, Sì, diciamo che l'infanzia tutta è prigioniera di molte cose, quindi l'abbiamo visto anche in questi ultimi anni, perché, diciamo che dobbiamo costruire il futuro anche, guardando quello che è successo. Successo. Son d'accordissimo. Bene, ma noi di Nuova Pedagogia, quindi anche tu Mara, siamo già sulla strada, noi siamo già nel mondo che verrà ed è il motivo per il quale stiamo facendo queste interviste, quelle di dare la possibilità alle persone di immaginare, perché se non siamo capaci di immaginare poi quel futuro non diventa concreto. Bene, allora grazie Mara, Grazie grazie di mille a averci voi detto. e a presto A e buona presto, serata a tutti. ci aggiornerai delle nuove cose che man mano porterai avanti. Certo, certo. Arrivederci a tutti, a presto. A presto. Ciao a tutti.